Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Spero riusciate a sentirmi bene perché c'è un po' di aria quassù. Oggi giornata un po' ventosa, però ci voleva per pulire un pochino il cielo dalle nuvole degli scorsi giorni. Infatti è una bellissima giornata, come vedete. Oggi sto salendo sul Monte Quar perché era un'escursione che mi era rimasta da quest'inverno, che ero andato insieme a Nesire e gli altri della pagina di trekking che avete visto nello scorso video. Però siamo arrivati fino a metà salita e non siamo più riusciti ad andare su perché c'era un sacco di neve. E quindi niente, ho pensato potesse essere un'ottima escursione primaverile. Quindi oggi siamo qui e la giornata è ottima, le temperature sono altissime ormai, credo ci siano 20 gradi. Infatti in maniche corte si sta benissimo. Quindi niente, direi di non perdere altro tempo e di metterci subito in marcia. Comunque anche l'inverno è bellissimo e la neve crea sicuramente un'atmosfera magica, però devo dire che poter venire a fare le escursioni in maniche corte, pantaloncini e sentire il sole che scalda la pelle è davvero impagabile, mi mancava un sacco. Eccoci ragazzi, siamo in cima. Tira un po' di aria, quindi mi metto subito la giacca. Dopodiché metterò immediatamente la macchina a fare un time lapse perché c'è un cielo veramente bello
con tutte queste nuvole, e mentre la macchina scatta il timelapse io mi farò un panino che ho una certa fame e vediamo che ora è. Sono l'1-3, quindi perfetto orario, e dopo che ho finito il panino faccio anche volare il drone. Dopo mi godo un pochino il panorama. Qua non c'è nessuno, quindi sarò da solo a godermi tutto questo. E niente, dopo sarà ora di scendere. Ragazzi, disastro. Ho appena schiantato il drone sulla parete della montagna perché lo stavo pilotando, ma mi sono distratto un attimo perché ho visto un uccello molto grande arrivare in direzione del drone, che ogni tanto capita che gli uccelli attacchino i droni, mi era già successo anche in Spagna, e quindi mi sono distratto un attimo per guardare che l'uccello non andasse addosso al drone, però era un pochino basso rispetto all'altitudine da cui ero partito, e quindi sono andato a sbattere contro la parete di roccia. Il problema è che deve essere qua sotto da qualche parte, ma il pendio è abbastanza scosceso, quindi insomma adesso vedo se riesco a recuperarlo, perché sì, chiaramente non voglio cadere giù soltanto per recuperare il drone, però vediamo cosa posso fare, dai. Ragazzi, non so cosa dire. Ho ritrovato il drone. Assurdo, veramente. Non ci credo ancora. Stavo camminando già con la consapevolezza che avrei dovuto lasciarlo qui, quindi oltre ad averlo perso avrei anche lasciato della spazzatura in giro. Avevo più o meno idea di dove fosse, di dove potesse essere, ma veramente giù di qua, cioè se fossi dovuto andare 100 metri più in giù non ce l'avrei fatta, perché è troppo scosceso il pendio, non è possibile arrivarci. Quindi quando stavo per rassegnarmi faccio un passo e me lo trovo sotto i piedi. Cioè neanche una piega, veramente assurdo, non si è neanche rotta un'elica. Direi che per oggi il suo jolly se l'è giocato, quindi dovremo accontentarci di queste riprese qui e lo faccio tornare nella cuccia, che poverino deve aver preso un bello spavento. Ora tornerei su e farei almeno un altro paio di time lapse prima di scendere, perché
il cielo si presta davvero tanto oggi con queste nuvole molto belle, sarebbe un peccato non farli. Che avventure oggi, ragazzi. Dai, il drone l'abbiamo ritrovato, quindi è andata bene così e ora sarà una storia da raccontare. Comunque la bandiera è sempre la miglior pista di lancio e di atterraggio per il drone, indiscutibilmente. Ragazzi, anche per oggi la nostra avventura finisce qui. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Oggi è stata un'avventura tutt'altro che noiosa, quindi dai, sono fiducioso che vi siate divertiti anche voi. E se vi va di lasciare un mi piace e anche un commento, ditemi cosa ne pensate di questo posto, mi fa super piacere, mi aiuta un sacco a far conoscere il canale. E niente, noi ci rivediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!